Isaia, la strada rappresenta pienamente quello che eravamo all'epoca. Basta pensare come è nato questo demo tape. Io avevo uno scantinato che abbiamo insieme a Chilo sistemato, insonorizzato con due cartoni d'uovo. E come diciamo base musicale avevamo un giradischi e questo Ghetto Blaster, questo radione di Chilo, dove con delle cassette e un microfono di fortuna si registrava i primi pezzi. È proprio nato il pezzo che noi vivevamo la strada, anche il fatto di pop, il fatto di ballare per strada sui cartoni. Si avvicina molto al concetto americano, diciamo, di strada, diverso per il fatto delle violenze urbane, ok. Però, diciamo, la violenza urbana che si viveva all'epoca era quella della disoccupazione, si era quasi emarginati, diciamo, da un contesto sociale. E quindi si sentiva quasi la voglia di voler raccontare, gridando, sputtandola fuori questo concetto. Sì, so che mi aspettavi in azione. Meglio fai un recap, che vabbè red cap e bustine con pietre, puoi farci una lapidazione. Tu volevi il flow, volevi la SWAT, metti il casco e parti in azione. Per tutti i frari in fibrillazione, va di moda la Francia, una decapitazione, McFly. Io ho iniziato a San Pace, che è, diciamo, il quartiere dove sono cresciuto da ragazzino, il quartiere della mia famiglia, ed è un quartiere che ho menzionato spesso nei primi mixtape e nei primi album, perché mi piaceva questa cosa del rappresentare la propria zona, cioè di creare un movimento, un gruppo di persone che portasse un determinato stile da quella particolare zona, essere riconoscibili. Infatti era quello che volevo fare molto a inizio carriera, tra virgolette. Nonostante questa cosa all'inizio da alcuni detrattori venisse vista come vengo dal ghetto, perché invece era proprio il contrario, era poter essere riconoscibili e associati a quel quartiere dove succedevano quelle cose, dove avevo visto le mie prime esperienze, che ho poi raccontato nei mixtape e negli album, soprattutto negli album, perché io diciamo che nasco come rapper da mixtape, nel senso che io e tutto il mio gruppo di amici con cui facevamo rap all'inizio per divertirci, ci piaceva riprendere i beat americani, che era una cosa che facevano molto in America in quel periodo, cioè prendere magari i beat americani che avevano, diciamo, che spaccavano in quel periodo e rifarle alla propria versione. E noi questa cosa la volevamo fare in italiano, anche perché era una cosa che faceva pochissima gente all'epoca. Cioè non c'è mai stata, secondo me, in Italia tanto meno in Sardegna, comunque la cultura del mixtape come diciamo mezzo per farsi conoscere. Non so perché, è una cosa che ho visto poco, ho visto magari a Roma da Jamie Tights e qualche altro raro caso, ma diciamo che noi siamo sempre stati, cioè parlo al plurale perché comunque io associo insomma, il mio nome a un sacco di gente che è gravitato intorno a me. Ci piaceva proprio fare questo rifacimento dei pezzi americani, ok, dove incentravamo quasi tutto sulla tecnica, cioè sul quanti incastri potevamo fare, su quanto potevamo adattarci stilisticamente a ogni tipo di beat, ok, non ci siamo mai messi dei paletti musicali, ok, noi eravamo quelli che cantano su quei beat di DJ Premier o sui beat West Coast o sui beat Dirty South. Siccome comunque il periodo in cui ho iniziato a fare sti mixtape erano più o meno il 2006, dal 2006 in poi c'era una grande varietà, cioè non è come ora che magari il sound si è omologato tutto sul beat trap. Sono sempre stato un rapper tecnico, almeno così mi hanno sempre visto gli ascoltatori, tutto sulle punchline, sugli incastri, sugli extra beat. Ho cercato sempre di affinare questo strumento e diventare sempre più bravo. E questa cosa all'inizio non veniva capita, infatti vi dicevano Uzi è un rapper che è solo tecnica, non dice niente, non è conscious, non racconta. Invece io quello che volevo fare, ero ancora giovane, volevo affinare questo strumento alla perfezione per poter poi anche parlare di
delle mie cose personali, delle mie vicende, della mia vita, della mia storia, eccetera eccetera. Infatti, che è una cosa che ho fatto col mio primo album indipendente, che è Tempo di Splendere, è stato diciamo un po' un successo underground. Cerco la luce, ma trovo il buio di un vicolo, e a volte di fronte a un mondo grande io mi sento piccolo, e nel mio piccolo mi sento bene perché so che il rap, anche se vogliono che capitolo. Hai capito no? Se pensi che uso il mio dolore per testi credibili sei ridicolo. Quando il buio è troppo, se il peggio è passato vuol dire che non sei andato sotto. Il primo album che poi mi ha portato con i vari mixtape dopo, Luca Brasi Volume 2 eccetera, a conoscere Amir, un rapper romano che io stimavo un sacco e che ascoltavo molto da ragazzino, perché lui è stato un punto di rottura a un certo punto nella scena romana, cioè mentre c'era quel tipo di rap molto romano, nel senso i beat in quel modo lì, le tematiche in quel modo lì, la rappata in quel modo lì, lui è stato uno di quelli che ha portato la roba dei mixtape all'americana, con gli hosting urlati, con i beat americani di un certo tipo, e io mi ci rivedevo molto in questa cosa, eravamo molto vicini a livelli di gusti musicali, e quindi diciamo che questa cosa ci ha fatto entrare in contatto, e lui ha prodotto il mio secondo album che è Amore e Rabbia, che è andato molto bene, è stato un periodo veramente figo della mia vita. Infatti non finirò mai di ringraziare Amir per questa opportunità. Ci hanno già provato ma non può fermarmi niente, neanche mi stai sul cazzo, per me sei inesistente. Non sei tu che mi fermerai, non sarà che tu prenderai. Continua a starmi dietro almeno di un metro da un pezzo che vedo, aspetto tanto non ci prendi mai. Diciamo che sono un po' riuscito a fare quello che è sempre stato il mio obiettivo nel rap, cioè sicuramente la prima cosa è il divertimento, una cosa che mi ero dimenticato ultimamente e che deve essere sempre alla base di tutto, cioè essendo una cosa artistica il rap come qualsiasi altra forma d'arte devi proprio divertirti quando la fai, devi essere contento quando esci dallo studio, infogato, devi avere quel senso di eccitazione, di non vedere l'ora di tornare a casa per riascoltarti i provini, ok? Quello secondo me è la cosa basilare che io avevo all'inizio e un po' perso negli anni per ovviamente eventi esterni e interni alla cosa. Sono riuscito con quegli album diciamo un po' a fare quello che era il mio obiettivo, cioè a mettere Cagliari sulla mappa del rap italiano. Quello è sempre stato il mio obiettivo, e ci sono anche riuscito, nel senso anche ora come incontro un sacco di rapper italiani, trapper anche, che qualcuno mai storcerà il naso per così, che sono cresciuti ascoltando anche la mia roba, e se gli dici Cagliari pensano a Uzi. Ormai sono 15 anni suonati che col primo gruppetto di amici preadolescenti fondammo la nostra prima crew. Sono 15 anni che artisticamente ricerco la mia identità hip hop, è arrivato adesso a 30 anni con 2 album solisti e svariati progetti con i miei compagni di crew. Sto cominciando forse ad avere la mia maturità artistica. In questi 15 anni, anche su ispirazione soprattutto degli MC del Latin rap o comunque sudamericani, che del fattore identitario o comunque dei loro luoghi di provenienza ne hanno sempre fatto una bandiera, ho tentato di creare anch'io, grazie a questo esempio, una mia identità artistica ben definita, rifacendomi anche a 3 gruppi fondamentali dell'hip hop mediterraneo che io considero fondamentali per il mio percorso artistico, che sono i Menhir a livello sardo, i Colle del Fomento e La Famiglia. 3 gruppi totalmente diversi fra di loro, ma che sono riusciti tutti, attraverso l'identità del loro luogo, della loro città, del punto geografico dove loro vivevano e creavano e davano nuova linfa all'hip hop, attraverso l'immaginario locale sono riusciti appunto a crearsi un'identità praticamente unica e uno stile, un'originalità difficilmente riproducibile se non si vivono quei luoghi e quella quotidianità. Questi sono stati più o meno i miei, non so, valori
ispiratori. Io negli anni ho fatto una ricerca sulla lingua della mia città, il sassarese, turritano, chiamatelo come volete. Ho ricercato molto sulla musica tradizionale della mia città, tant'è che il nuovo album che sto facendo in collaborazione con Isma Killa sarà tutto prodotto con campioni di un solo gruppo di musica della mia città degli anni 60. Questa è sempre stata la mia ricerca particolare. Poi ovviamente non è che me la sono inventata da solo, è stato un percorso che abbiamo portato avanti con Don Malo, che è il mio migliore amico, è la persona con cui io ho incominciato a fare l'hip hop, con cui ho fondato tutti i gruppi di cui abbiamo fatto parte, dai Mente Mala ai Ray Guinness, alla nostra crew attuale, che si chiama Isulana Famiglia e che prende componenti sardi di Sassari, Berchidda e corsi di Ajaccio, ma anche corsi emigrati in Francia, quindi a Parigi, e tutti con l'unione, con stili diversi, magari anche con una visione diversa per alcune cose, ma tutti spinti dal fatto di voler creare e portare avanti e supportare il rap, quello che noi chiamiamo rap isolano, cioè il rap isolano, lontano dalle dinamiche delle metropoli italiane o francesi che siano, perché l'hip hop sì, è nato nelle metropoli in America, ma è diventato strumento di espressione di tutti quei luoghi comunque marginali, perché nelle metropoli non è nato al centro, nei grattacieli dove viveva la New York bene, ma è nato nelle periferie. E luoghi come la Sardegna e la Corsica possono essere periferie di macrozone, di stati dove il potere centrale è lontano dai bisogni della gente, eccetera. E noi utilizziamo l'hip hop e il rap appunto per raccontare la quotidianità della nostra gente. Abasso gubandi tu para marcia, ciambadura me faccia con un'aria di minazza. Qua du para montagna, maccia du para campagna, la musica che accompagna rugantu di la gurraccia. J'en appelle à la raison des spécialistes, des bien-pensants, amalgame maladif entre indépendants et nationalistes. La différence, nos idées n'ont pas de liste. On a le choix entre autonomie et monotonie. Les foguettes, la locomotive, après lobotomie, l'économie. Elle pousse nos frères à s'entretuer pendant ce temps qui se l'approprie sans que tu te sens tué. Io tento di tenere un registro linguistico nei testi molto popolare, con un immaginario molto quotidiano. Poi ci sono i temi a me cari, che sono appunto la quotidianità delle persone, soprattutto delle classi popolari, il fatto di vivere in Sardegna, una terra molto bella che ha tantissime potenzialità, ma completamente sfruttata e bistrattata da uno Stato centrale che la usa come una colonia. Temi molto più introspettivi della mia vita vissuta, storie che racconto che non vivo io personalmente, ma che vedo e che mi interessa raccontare per dare voce. Come il filuferro per i frades di Genova, bandito in rivolta vestito di folta pelle di pecora, tramo contro i Savoia, l'ordinamento, la regola, rappo fino a vedere che il Parlamento si sgretola. Flow che morsica, bombe come in Corsica, noi la brigata ostica, vi avveleniamo l'ostia, sì, roba tossica, bombe più che in Euskadi, e beviamo cagnolari su tombe dei nostri cari genuini, come i gigioni fatti in casa, io rappo per i bambini che lanciano pietre a Gaza. Per una questione di suono, certo, ho incominciato con le sonorità più classiche, tutt'oggi non ho fatto niente di diverso magari dal classico beat col campione e la drumline molto sul boom bap eccetera, ma sono aperto a qualsiasi tipo di sperimentazione anche con sonorità più nuove eccetera, perché non c'è assolutamente una guerra fra vecchio o nuovo stile o vecchia o nuova scuola.
Per me c'è una guerra fra i valori, cioè se tu vieni, ti vuoi appropriare di questa roba e mandare a fanculo 40 anni di storia dell'hip hop, io lì ti faccio il culo, cioè ti mando fuori da questa casa, perché questa è casa mia. Se tu o io stesso un giorno voglio rappare su un beat, non lo so, anche più trap, più drill, magari una roba più oscura che è più sulle mie corde, io lo vorrei anche fare magari in futuro una roba del genere. Cioè abbiamo visto Kendrick, tanti altri, tutti gli ASAP hanno fatto roba fighissima su beat del genere. Quindi non è una guerra stilistica, è una guerra di valori e di rispetto, perché questo è l'hip hop, il coltivare se stessi e il crearsi una propria identità, prendendo ispirazione come ho fatto io, però tentando di essere sempre originali e tentare di alzare il livello, tant'è che dal giorno 1 l'obiettivo è sempre quello di fare il miglior disco rap della storia della Sardegna. Chiedi alla scena la frutta distrutta da chi schifa e poi la sfrutta. Chiedi a quelli che sanno e dalla iena. Chiedi alla scena tutta che il re di questo inganno. Zero scena muta, ti risponderanno futa. Io ho iniziato ad ascoltare rap nel 1986 continuativamente e da allora praticamente non ho mai smesso. Ho fatto parte del primo gruppo di Sassari, i Burish Crew, che però non hanno mai lasciato nessuna testimonianza registrata ed erano anni prima che ci fosse la scena di jam che è arrivata successivamente. Ho prodotto qualcosa nel corso degli anni per vari artisti, sia a livello regionale sia a livello nazionale. Ho collaborato con gente come Futa, Gioca, Kaddish, Fiume, Banana Spliff, ma soprattutto mi sono ritagliato il ruolo di osservatore, perché essendo arrivato ad ascoltare la musica rap prima della sua versione italiana, ero in grado già dall'inizio di apprezzare sia i punti di forza sia le debolezze della scena italiana e ancora più locale. Sul campo come sul palco, Vlade gioca a fianco, puoi tentare di stopparci ma saltiamo più in alto. Fammi una fischia e la schiaccio come il basket, nient'altro. Una cosa molto interessante e mai messa troppo in evidenza, secondo me, della scena sarda è la capacità di aver creato, durante tutto il corso della storia del rap italiano, gruppi interessanti. Gli Essere Raza, all'epoca Sarazza, sono stati fra i gruppi di maggior spicco durante l'era delle posse, per semplificare. I Menhir sono stati all'avanguardia durante il periodo dell'esplosione vera e propria del rap in Italia, con il loro rap ruvido barbaricino. Oggi abbiamo gente come Salmo ed Enigma che continua a tenere alto il nome della Sardegna. In tutto questo, purtroppo, la scena sassarese non è mai emersa nella stessa maniera, purtroppo. Li indosso ancora i vecchi, i miei vecchi jeans baggy, zero slim solo baggy. Indosso ancora i vecchi, i miei vecchi jeans baggy, zero slim solo jeans baggy. È difficile spiegare perché questo sia successo, però certamente non può essere disgiunto da un dato importante, che è quello che il sud della Sardegna è sempre stato all'avanguardia per quanto riguarda la produzione musicale. Un album come West Isla all'epoca era assolutamente eccellente per quanto riguarda i suoni e ancora oggi regge assolutamente in maniera dignitosa rispetto al passare del tempo. I Menhir, quando sono venuti fuori con Pecorino Sardo, avevano una produzione di grandissimo prestigio con DJ Graf e avevano cercato comunque di avere un suono assolutamente caratterizzato e assolutamente efficace per quello che volevano esprimere, mentre a Sassari questa cosa qui non è mai avvenuta perché la scena era più spontanea, forse meno ambiziosa a livello di realizzazione di CD o dischi in generale, e soprattutto non ha mai curato l'aspetto musicale, che è arrivato come esigenza praticamente con gli anni 2000, con
oltre un decennio di ritardo rispetto a Cagliari probabilmente. Classio, quindi passagli la palla. Siete tutti sotto il treno a allontanarsi dalla linea gialla. Gli occhi posti, niente amico, c'ho le rime che ti fottono. Bud Spencer, io stendo tutti quanti. Questo locale ci sono passati Mars e Angels. Amico, brutta situazione. Rappa Classio, quindi butta sulle mani. Quel ventilatore sembra un drone. Stai attento che stanno attaccando sulle mani. Yo, fotte niente amico, rima troppo figa che ti prende poi ti grida, brinda, prenda e poi dall'Iran. Quando rappa Classio devi stare attento. Ho fatto finta che il microfono è spento. Io mi occupo fondamentalmente, per quanto riguarda musicalmente, sì, di freestyle, che sarebbe improvvisazione in rima. Per me fondamentalmente l'improvvisazione in rima è un'idea, nel senso che quando si parla di improvvisazione in rima ci stiamo riferendo al fatto di costruire dei dialoghi su delle immagini, no? Perché la nostra testa di fatto è più capace a guardare immagini piuttosto che a costruire dialoghi su di queste. Quindi quando una persona fa freestyle, quantomeno a mio avviso, la cosa più rappresentativa è tenere a mente l'argomento del discorso e far seguire le parole, che tra l'altro è una roba che dicevano anche Cattone Luticense tipo 2100 anni fa, diceva giusto appunto questo: rem tenere, cioè tieni a mente l'argomento, verba sequentur, le parole seguiranno. Di fatto quando tu fai freestyle ti immagini qualcosa sulla quale tu devi mettere sotto le parole, come se fosse un fumetto dal quale devi riempire le didascalie. E quindi nel momento in cui tu hai delle immagini, la tua competenza risiede nel riempirle con delle parole, perché la nostra testa appunto è più capace a riempire le parole piuttosto che a costruire immagini con argomenti vari. Di fatto poi per me il freestyle è anche uno strumento di lavoro. Io lavoro come analista del comportamento, che sarebbe una persona esperta nelle interazioni tra organismi e ambienti e nell'insegnare comportamenti adattivi alle persone. E di fatto il sapere improvvisare nell'analisi del comportamento è fondamentale, perché è una disciplina che proprio richiede l'immaginazione, e da quel punto di vista appunto per me è sempre un freestyle, sia il lavoro che ciò che faccio. Ok, ti porto quelle rime, se dici che io sono senza flow, quando rappi tu sei senza stile, adesso senti bene come rima non voglio, se lo faccio a pezzi lo porto nel mattatoio. Fotto il cazzo amico perché prende poi che grido, tu sei senza stile, fatto filo, sei senza ferro da stilo. Ah, amico rima fraggia fatta, infatti sembra che la tua roba sia tutta stropicciata. Hai ragione, lo sai che non ti pare, prendo il tempo spoco questi rapper perché fotto questo strumentale, adesso prestami questa cazzo di catenina che vado dal bulldog così almeno posso attaccare il cane. Amico questo flow del cazzo prende poi l'apprezzo, vuoi la catenina amico dai che ti battezzo. Amico sotto il cazzo prende segretino, sono così forte che divento pure suo padrino. Alla scuola primaria ho presentato dei progetti, uno si chiamava Storie e canzoni a ritmo di rap, dove appunto i bambini dai 6 ai 10 anni dovevano costruire delle canzoni improvvisandole nell'arco di 2 ore e dovevano anche rappresentarle teatralmente. Tutto questo sempre accompagnato da una sorta di cornice storica, tutta quella che era la rapsodia greca, che comunque sono spesso le basi di tutta la letteratura classica. E invece ho anche presentato lo stesso progetto alle scuole superiori, dove invece magari non ho posto la questione della rapsodia greca, ma della competenza nell'improvvisazione in rima, come poteva essere il mito di Atlante. Ad esempio, dei ragazzi con i quali ho lavorato alle scuole superiori hanno fatto una canzone sulla sostenibilità, si chiamava appunto questa canzone Discorso sostenibile, riguardava il fatto che Atlante sostenesse la terra sopra le proprie spalle, e da lì comunque hanno costruito una canzone rap che tra l'altro ha vinto il contest regionale, quindi è stato veramente valido, anche sebbene fosse un istituto tecnico. Queste persone che hanno partecipato a questo lavoro si sono veramente interessate a quella che poteva essere letteratura classica e la capacità e la necessità di improvvisare in rima, che di fatto era una necessità legata al ricordare le cose, perché più tu metti in rima le cose, più le cose te le ricordi. La nostra testa funziona così. Ce l'hai presente, ti porto, c'è rime belle, tu pensi che acchiappare questo corpo correttino per le tue pastelle, quando faccio questa merda faccio rime belle, tu sei scarso per appare che c'hai merda nelle ascelle. Fotto il cazzo amico, la tua rima è fighissima, superlativi altissima, purissima, levissima. Amico sai che fate amico che ti spaccia, per l'appunto la classe non è alta. Oltre al freestyle io mi occupo anche di scrivere testi. In realtà il mio modo di approcciarmi ai testi è molto legato alla semantica, alla metrica, però per una predisposizione mentale tendo a scrivere testi seri e poi sconvolgerli per renderli delle idiozie. Cioè io proprio adoro ridere di quello che scrivo, adoro scrivere cose serie e poi
devastarli proprio con la penna e renderli stupidaggini, perché mi piace, è veramente figo, secondo me, dal punto di vista artistico, per quello che riguarda me è questo. Io ho iniziato ad ascoltare rap grazie agli Entroterra, quindi Crono, Pagi, DJ Momi, che erano e sono i miei cantanti preferiti. Io quando avevo 13 anni ed erano i miei coetanei, li vedevo in strada, cioè mi pisciavo perché non vedevo l'ora di vedere Grande, Crono, Pagi, DJ Momi, cioè proprio per me erano il top del top, e comunque è da lì che è nata questa cosa. Poi dopo, in seguito, ho capito che il fatto di rappare, il fatto di cantare era un qualcosa di più intrinseco alla natura umana, quindi il fatto di mettere le cose in rima, il fatto di costruire concetti perché vengano ricordati, utilizzare la rima a questo fine è un qualcosa che tutti quanti gli esseri umani nel corso dei secoli, dei tempi, dei luoghi hanno fatto. Colorito cadaverico, la noia scrive un altro inedito. Andrea fa SOS con a debito, io contro di me pari merito. Il tuo consiglio è sempre stato arrangiati e l'ho seguito alla perfezione. È uno scontro tra demoni e angeli, quando mi incontri cambia direzione. Ma è presente cosa fa l'orgoglio? Cosa fa il karma quando poi fa brutto? Quindi con tutto il bene che ti voglio, augurati che non ti serva ma il mio aiuto. Negli anni ho, diciamo, cercato la semplicità, cioè raggiungere un livello di semplicità tale che chiunque ascoltasse le mie canzoni potesse capirle. Quindi non sono un rapper virtuosissimo, cioè non faccio grandi virtuosismi tecnici, anche se so andare anche a tempo. Non mi interessano più i virtuosismi, non mi interessa neanche ascoltarli, nel senso neanche quelli degli altri. Per quanto riesca a riconoscere un rapper molto tecnico da uno che magari di tecnica non ne ha neanche. Oggi ho voglia di perdermi nel silenzio ora e di sparire. Io con me, silenzio ora. Spengo il cielo, spengo te, metto il mondo col silenziatore. Ho bisogno di silenzio e non sentire rumore. Tutto parte sempre dalle emozioni che uno strumentale mi può dare, dalle sensazioni. In genere quando produco suono senza ricercare nulla fondamentalmente, vado molto di istinto, molto a sentimento. La relazione tra certe persone è come l'ombra che ti segue finché dura il sole. Fino a che va tutto bene da uno diventano tre, va tutto male ne rimane uno su tre. Io vorrei stare in uno chalet ed essere travolto da una valanga di calma come neve bianca. Non ricevere notifiche, rettifiche, solo io da solo io e nessun altro oltre me. Guardare il mare, la schiuma delle onde, volare come una piuma verso l'orizzonte. Lo sai, amico, per ogni amico sei un amico, fino a che gli sei servito. Il discorso video, ora come ora, non è più un elemento fondamentale. Non lo è per, diciamo, il mercato del rap in generale, e non lo è neanche per me, nel senso che ogni anno cambiano i diversi sistemi anche di promozione musicale, che viaggiano pari passo con l'evoluzione anche dei vari social che utilizziamo tutti quanti. Quindi se fino a qualche anno fa la piattaforma di riferimento per la musica era YouTube, adesso la piattaforma di riferimento è Spotify, e di conseguenza è più semplice far uscire un brano, pubblicizzarlo sul social di punta, che adesso è Instagram, e la gente va a sentire direttamente il brano. Non hai più bisogno in questo momento storico, non hai più bisogno di un mezzo come il videoclip per dire alle persone che è uscito un tuo nuovo brano. Io e te persi nei nostri universi, io che mi faccio vedere una volta su tre. WhatsApp, oh, arrivo. Io ti tocco, tu mi tocchi, i tasti giusti alla Mozart. Sinfonici fiati affannati, tra vetri appannati tu balli. La tele col muto stasera, sento angeli con arpe sulla spalliera del letto. Continuo, smetto, petto su petto, accelero, freno, poi retro. Beat stop,
Ti presto i miei occhi per mostrarti come ti vedo. Prendo la GoPro, ti metto a fuoco, filma tu VM18 e nota che il mio cuore è una lastra di ghiaccio, ma tu sai pattinarci sopra. E sai che vengo da te, anche se chiami alle 3, perché non c'è niente di male se ce la viviamo superficiale. Per quanto riguarda il rap sardo, secondo me ci sono diverse realtà che effettivamente poi sono state e vengono tuttora considerate anche in giro per l'Italia. Io ho diversi amici che sparsi per la Sardegna, che tra produttori e rapper, con alcuni ci si sente. Non ci sono più quelle situazioni in cui ci si vedeva, ci si scambiava due idee, due consigli. Adesso è tutto molto più gelido, è tutto improntato su grande, hai suonato bene, grande, in bocca al lupo per il live, finisce tutto lì, mentre prima c'era un pochettino più di dialogo, eravamo tutti più tranquilli. Adesso è frenetico anche il rapporto personale con la gente, quindi bella lì per tutti i rapper sardi. Ascoltami bene, ascolta sta voce mia. Se occhi sono in vita saluta da saia. Sa realtà è questa e non da inventare. Fare il mio ascolta non sono di una cazzara. Non tengo traballo, non tengo di nai. Scetti su tanto tu canto bastavo campai. S'alternativa è questa, immigrai a Suso. Sa fabbrica è rara, sa miniera non c'è più. Ma sa terra mia non da bolla abbandonai. Mi devo accontentai e mi fai sfruttai. San tutti di un out se rendi. Non avarisi sta ruga non te ti basta scendi. E se si forte orgoglioso furiari. Non avarisi firmo moveri. Ci sono nasciuti so vivi e sa seconda tu mia. Ma tu non voglio morri sa ia.